Ben ritrovati e un benvenuto da questa seconda puntata di Direzione Territorio, rubrica che dà voce all'Unione Veneta Bonifiche e ai consorzi di bonifica del Veneto per capirne davvero l'importanza strategica per il nostro territorio. Teniamo a mente queste date, dal 12 al 20 maggio, quando nella nostra regione si svolgerà la settimana della bonifica. Tema centrale quest'anno il rapporto proprio tra i consorzi e gli enti locali. Saranno quindi decine le iniziative che si svilupperanno per far comprendere l'importanza consortile in regione. Tra le iniziative più attese, l'inaugurazione dell'invaso a Riese Pio X. Siamo nel Trevigiano. Sentiamo. Opera idraulica che ci consente in prima analisi di poter riempirla quando piove molto, quindi mettendo in sicurezza idraulica tutta questa parte a nord di Castelfranco e quindi anche Castelfranco stessa, e in seconda analisi adoperare quest'acqua in momenti di siccità. Questa politica che sta portando avanti è una politica interessantissima perché ci consente di recuperare queste cave ad un uso diverso, per cui niente altro territorio portato via l'agricoltura. Il volume di espansione che la cassa mette a disposizione, che vale circa 500.000 metri cubi, consente di ridurre le piene che transitano nel centro di Castelfranco. E in tema di sicurezza idraulica, recentemente è stato dato il via ai lavori per la realizzazione di una cassa di espansione in quella di Trissino. Sentiamo. Verrà esportata circa 3 milioni di metri cubi di ghiaia per abbassare praticamente il fondo di questo invaso. Questo servirà per immagazzinare circa 4 milioni di metri cubi di acqua e andremo a garantire tutta una vasta zona, fino quasi al mare, dove andremo a garantire con questo bacino più gli altri 6 milioni di metri cubi che sono nel bacino di Montebello. Con 10 milioni di metri cubi gli esperti hanno detto che andremo a garantire la sicurezza idraulica di tutto questo tratto. Bene, grazie al presidente del consorzio, ma ora andiamo a sentire cosa ne pensa invece il primo cittadino di Trissino. Noi siamo sensibilissimi ai problemi che le numerose amministrazioni a valle di Trissino hanno avuto negli ultimi anni a causa delle piene dell'Agnogua, quindi abbiamo ritenuto doveroso favorire e agevolare in qualunque momento l'iter progettuale. Direzione Territorio è giunto al termine, grazie per averci seguiti, alla prossima puntata con altre storie di bonifica.